Adesso scontenterò qualcuno. Perché? Perché in realtà si trovavano celle reali e dentro moriva la regina. Eh, Era concomitante con i primi trattamenti nei vigneti contro la flavescenza dorata. Sicuramente scontenterà il mondo dei viticoltori, il presidente degli apicoltori veneti Stefano Dal Colle. Un atto d'accusa pesantissimo lanciato al mondo del vino nel corso della puntata di questa settimana del nostro settimanale Agricoltura Veneta. I fatti accaduti a maggio e circostanze troppo vicine per essere casuali riaccendono il conflitto tra apicoltura e viticoltura, in un momento dove la prima sconta un'annata disastrosa e la seconda vede allargare ulteriormente i confini del Prosecco con altri 6.250 ettari convertiti dalla glera. Moria di api regine, ma anche interi alveari a causa di cambiamenti climatici che stanno imponendo agli apicoltori di alimentare le arnie, cosa mai accaduta d'estate. Le dobbiamo nutrire, allora questo è un nutritore dove mettiamo uno sciroppo di acqua e zucchero, perché oltre a non aver prodotto il 70% in meno quest'anno, un'annata tragica, adesso lo dobbiamo anche aiutare per, perché possano accumulare le scorte per l'inverno. Dati sconcertanti per quanto riguarda la produzione. La cacia è stata a produzione zero, era partita bene la primavera, marzo, aprile sembrava promettere bene, poi sono arrivate le gelate e il maltempo in maggio in pratica, concomitante con la fioritura della caccia, abbiamo avuto produzione zero. Poi dopo la caccia ci sarebbe il castagno e il tiglio e là parliamo di 50% di produzione rispetto agli altri anni, un po' di millefiori, sostanzialmente il 70% in meno è una stima molto attendibile da quel che io raccolgo non solo per la mia esperienza, ma per quello che riguarda l'associazione. Abbiamo 1300 apicoltori con 25.000 alveari. C'è addirittura l'intervento del governo centrale a sostegno del settore e questo testimonia l'estrema gravità della situazione dell'apicoltura italiana. 5 milioni di interventi a favore dell'apicoltura. Sono soldi che andranno agli apicoltori che hanno dichiarato di svolgere attività di apicoltura come fonte di reddito. Ed è la prima volta che accade, perché prima, in questi casi di calamità naturali, di maltempo, veniva, come sappiamo, la grandine per i vigneti, per il mais, per le colture, frutti, verdure, eccetera. Mai era successo per l'apicoltura. È la prima volta nella storia dell'Italia.